Lecco e Pro Patria si affrontano per il primo turno dei playoff di Serie C 2021-22, la premiazione delle ragazze della squadra femminile del Lecco che si sono guadagnate con pieno merito dominando il campionato la promozione in eccellenza. Arbitra il signor Acanfora di Castellammare di Stabia questa sfida valida per il primo turno dei playoff. Una classica del calcio lombardo e di Serie C, subito in avanti. La Pro Patria, arriva il gol del vantaggio dagli sviluppi di un corner. Sportelli va a battere Pissardo a freddo dopo 13 minuti. Il gol della Pro Patria, ospiti in vantaggio, ma difesa del Lecco ancora una volta, come troppe volte viste in stagione, rivedibile sul corner di Stanzani. C'è un tocco, poi in tre non riescono a chiudere Marzorati, Kraj e Merlisala. Sportelli dal limite dell'area piccola. Arriva il gol del vantaggio, a quel punto Pissardo può solo toccarla. Esultano i tifosi della Pro Patria in curva sud, giunti da Busto Arsizio. Lecco ci prova a reagire, qui scivola Caprile, poi Ganz va a prendere il pallone, vuole il rigore, ma il portiere della Pro Patria arriva prima sul pallone. Calcio di punizione! Battuto bene da Purro. Deve impegnarsi Caprile a inizio ripresa. Lecco ci prova, Kraja. Calcio d'angolo. La difesa spazza, poi arriva una conclusione, ma il gioco è fermo. Ci aveva provato in girata Ganz. Ancora Lecco, Lora prova una conclusione. Palla che finisce fuori. Rivediamo una conclusione che però prende un giro troppo alto, il cross dentro. Zambataro al rientro prova ad agganciarla, può soltanto agganciarla senza concludere, ma l'azione non è finita. Zeliak, cross dentro, colpo di testa, almeno tentativo di Ganz. C'è l'uscita di Caprile. 61esimo, sempre 1-0 per la Pro Patria. Zeliak butta dentro un altro pallone dal lato opposto. Purro prova un dribbling, poi la conclusione non c'entra però la porta. Espulso il preparatore dei portieri del Lecco per proteste. Si fa rivedere la Pro Patria, 71esimo, dentro un buon pallone, si gira Castelli. Sardo è attento, ancora Lecco sulla sinistra, il pallone sul fondo, ancora Purro, un tiro cross velenoso. Manca però il guizzo al Lecco che non riesce a costruire azioni nitidissime. Sostituzione, girandola di sostituzioni, entra anche Pizzul nelle file della Pro Patria. 78esimo, contropiede della Pro Patria, arriva il giallo per Battistini. Primo cartellino per lui, rivediamo. Spezza l'azione della Pro Patria. 83esimo. Dentro il pallone! La conclusione ribattuta da Pissardo. C'è fuori gioco. Era stato bravo Stanzani, bravo anche Pissardo. E poi qui Battistini va a travolgere l'avversario e c'è il secondo giallo per lui. E dunque cartellino rosso. Battistini lascia in 10 nel finale, all'87esimo. La sua squadra, rivediamo. Col fallo su Nicco. E Battistini prende la via degli spogliatoi anzitempo. Calcio di punizione, va a Pizzul che realizza il gol del 2-0. La Pro Patria mette in cassaforte il passaggio del turno. Nulla può Pissardo, battuto sul suo palo. La barriera si alza e il tiro di Pizzul passa sotto le gambe dei giocatori del Lecco e si infila. Il raddoppio che vale la vittoria per i Bustocchi. Pizzul, entrato dalla panchina, realizza il gol del 2-0. Quando ormai non c'è più tempo, prova Morosini appena entrato su punizione, non inquadra la porta e qui si spengono le velleità della squadra bluceleste. Finisce con la vittoria della Pro Patria che passa il turno e affronterà la Triestina
nel secondo turno dei playoff. Amara invece la conclusione di stagione per il Lecco.